Licenziamenti Berco, indietro tutta o quasi. A Castelfranco gli esuberi scendono da 59 a circa 30. In poco più di 24 ore i lavoratori della ditta di Borgo Padova sono passati dallo sconforto a una mezza vittoria. L'accordo è stato siglato all'alba nella sede di Assindustria Ferrara. Lucia Morselli, amministratore delegato della Berco, società della multinazionale ThyssenKrupp, dopo aver riconvocato i sindacati, ha accettato di ridurre da 611 a 438 gli esuberi nei 4 stabilimenti. Ben 320 licenziamenti riguarderanno il sito di Copparo, Ferrara, dove lavorano anche molti operai rodigini. I sindacati hanno messo sul piatto la rinuncia a una cospicua porzione dell'integrazione allo stipendio stabilita dal contratto di secondo livello. L'accordo prevede anche un anno di cassa integrazione straordinaria e alcuni incentivi all'esodo. La soluzione trovata è una soluzione che è la migliore possibile, ma non del tutto soddisfacente, perché non rimette in moto la produzione, ma salvaguarda per ora il reddito dei lavoratori. Per Costantino Santinon della FIOM CGL e della Berco di Castelfranco, in questa avvertenza i lavoratori hanno fatto la loro parte per salvare il numero più alto di posti di lavoro. La RSU contano di recuperare gradualmente in 3 anni la quota di stipendio alla quale hanno rinunciato nella trattativa. Ora toccherà all'azienda tornare al Ministero per richiedere la cassa integrazione rifiutata solo 24 ore fa.